siamo a Venezia, ma pochi giorni fa eravamo ad Istanbul. Questo progetto culturale internazionale, Alfabeto Marco Polo, è a un'altra tappa. Qui sono venuti 1000 bambini di 10 scuole di Venezia e 4 di Istanbul. Un progetto dove i bambini hanno lavorato per un intero anno. La figura principale è Marco Polo, che insegna, che dà lezioni anche dopo 700 anni. I bambini hanno lavorato, hanno imparato, hanno ricercato questa figura di ambasciatore di pace nel mondo, ed è questo la finalità, l'obiettivo di questo progetto veneziano e istanbuliota. Teniamo particolarmente a partecipare a queste iniziative nel cuore della città, nelle giovani generazioni, attraverso il loro contributo e il nostro contributo, e questa unione molto forte speriamo di educare e di allevare i ragazzi sia in una tradizione molto importante, che è quella di Venezia come ponte tra le culture, di Venezia rivolta all'Oriente sino all'estremo Oriente, sino alla Cina di Marco Polo, ma anche all'Oriente più vicino. E quindi queste iniziative e soprattutto l'insegna della pace, un valore fondante, il valore dell'incontro, il valore dell'accoglienza tra cristiani, musulmani, ebrei, che qui si incontrano in questa magnifica e stupenda città. Quindi Vittorio Cini, che è stato un protagonista e un creatore della Venezia del Novecento, continua a vivere attraverso le nostre iniziative anche nelle prime decadi del millennio successivo, del terzo millennio.